Mercoledì 20 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi chiederemo al vice sindaco La Greca cosa sta facendo Catania per i pedoni dopo Piazza Mazzini che è stata pedonalizzata. Novità per i più giovani per quanto riguarda le pensioni, sono le proposte del sindacato, verranno qui ad elencarle e poi scopriremo l'anima barocca a Cefalù. Ma prima di tutto vogliamo dare il benvenuto al Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà a Siracusa oggi e domani. Il suo arrivo è previsto in mattinata, parteciperà alla cerimonia il premio dei presidenti con il suo collega capo dello Stato tedesco Steinmeier, dopodiché farà una visita privata allo stabilimento ST di Catania e domani, sempre nell'ambito di questo bilaterale Italia-Germania, si trasferiranno i due capi di Stato a Piazza Armerina e visiteranno la celeberrima Villa del Casale. Quindi benvenuto Mattarella. A Lampedusa invece la situazione non è cambiata purtroppo di molto, anzi quasi di nulla. I residenti continuano a essere preoccupati per la possibile costruzione di una tendopoli lì e quindi si preparano per scendere in piazza o scendono in piazza direttamente per manifestare contro, non vogliono la tendopoli. Nel frattempo sull'isola continuano ad arrivare gli sbarchi. Ieri in serata ne sono arrivati 13 sbarchi, non 13 migranti, in meno di un'ora. Vediamo. Una nuova assemblea per dire no alla realizzazione della tendopoli a Capo Ponente e il no a qualsiasi struttura legata alla gestione dei migranti o ad attività militari. I residenti di Lampedusa tornano a manifestare e lo faranno domani con una protesta in Piazza della Libertà nei pressi del municipio di Lampedusa. Continuiamo a chiedere che i migranti siano portati direttamente sulla terraferma, ha detto Giacomo Sferlazzo, portavoce del movimento Mediterraneo Pelage. Intanto sull'isola continuano senza sosta gli sbarchi, sia notturni che diurni. Gli ultimi ad arrivare sono stati 4 barchini agganciati in mare dalle motovedette di Guardia Finanza e Capitaneria di Porto. E in Tunisia sono stati fermati 1200 pronti a salpare. Dall'hotspot, dove si trovano più di 1500 migranti, sono partiti nuovi trasferimenti verso Porto Empedocle. Sono arrivati altri 190 migranti a bordo del traghetto di linea Cossira, tra loro uomini e donne, molti dei quali giovanissimi, identificati nella tensostruttura del molo, controllati dalla polizia. Gli spostamenti proseguiranno anche nelle prossime ore. Intanto è polemica per le frasi shock esposte a Pontida da un attivista della Lega che chiede di cedere Lampedusa all'Africa. Parole che non sono piaciute ai leghisti siciliani, che adesso pretendono le scuse del ministro Salvini, offesi dalla mancanza di rispetto verso una comunità che da 30 anni non si è mai sottratta al dovere dell'accoglienza. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà domani in visita a Lampedusa. Alle 12:30 Conte sarà al poliambulatorio dell'isola per un incontro con responsabili della struttura e il personale. Poi incontrerà cittadini e commercianti. Allora, parliamo di codice della strada, emergenza migranti. Il governo, lo dicevamo ieri, già prepara una serie di provvedimenti. Rivediamoli in ordine i principali. Via alla stretta del governo sui migranti e non soltanto. È un piano in 10 punti quello che si sta preparando a Roma, ma da subito arrivano i primi provvedimenti e saranno operativi nel giro di 2 mesi. Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che pone l'accento sui tempi. Entro 60 giorni sarà pronto l'elenco dei nuovi centri di permanenza. Saranno almeno uno per ogni regione, ma le regioni maggiormente coinvolte dal fenomeno potrebbero averne anche di più. I siti saranno considerati di interesse nazionale per la sicurezza e verranno scelti tra caserme dismesse, ma non soltanto. Si cercano edifici in località scarsamente popolate, facilmente recintabili e sorvegliabili. Una volta fatta la scelta, il genio militare si muoverà per il rapido allestimento. Il presidio dei centri non coinvolgerà invece le forze armate, ma soltanto quelle di polizia. Serviranno più centri non soltanto per l'aumento degli arrivi, ma anche per l'allungamento dei tempi di possibile permanenza dei migranti fino a 1 anno e mezzo. Attualmente i centri di permanenza per il rimpatrio sono 9 in tutta Italia, escluso quello di Torino che è chiuso per ristrutturazione. Si trovano in 7 regioni: Puglia,
Sicilia, Lazio, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Sardegna e Lombardia e hanno una capacità totale di 619 posti. L'unica struttura sovraffollata è quella di Trapani, con 110 migranti su 108. Nello stesso provvedimento il governo vara anche nuove misure per il codice della strada, niente cellulari alla guida, pugno duro su chi si mette al volante ubriaco sotto l'effetto di droghe e chi supera i limiti di velocità. Le norme più severe, che potrebbero entrare in vigore già in autunno, prevedono anche la revoca a vita della patente nel caso vengano commessi gravi reati al volante. Oh, benissimo. Adesso possiamo passare ai quotidiani siciliani con Angelo. Allora, vediamo i quotidiani regionali che parlano certamente del tema immigrazione e non solo, perché si parla anche, questo è un argomento di cui siamo più volte occupati, la beffa del caro voli. Michele, vince Ryanair. Mamma mia! Perché c'è il dietrofront, il governo abolisce il tetto al prezzo massimo, l'Unione Europea l'avrebbe bocciata e quindi da qui la necessità di togliere questo provvedimento. E quindi bisogna ricominciare. Siamo rovinati, se tutto va bene. Se tutto va bene. E poi, questo è un altro bel titolo, la muraglia francese. La Premier Meloni porta oggi all'Assemblea Generale dell'ONU la questione migranti che continua a dividere l'Europa e Parigi intanto blinda il confine, rassicurazioni, supporto Empedocle. Perché blinda i confini? Perché pare che diciamo stiano arrivando le truppe al confine, sì. Questa è la situazione. Schiera mezzi antiterrorismo la Francia, Ventimiglia, elicottero sorvola i varchi, i cacciatori delle Alpi lavorano per proteggere i valichi. Questa è la situazione che si prospetta. Dopo che Macron aveva telefonato alla Meloni dicendo siamo solidali con voi. E questo è quello che dobbiamo raccontare. Sul caro voli, anche dalle pagine intere della Sicilia, ha vinto Ryanair, il DL Asset, i sindacati criticano la decisione del governo di abolire il tetto al prezzo massimo. Il ministro Urso dice si difende, l'Unione Europea l'avrebbe bocciato, ora rafforziamo i poteri dell'antitrust e dell'autority. Questa è la situazione che viene fuori a proposito del caro voli. Poi si parla anche tanto di PNRR stamattina, c'è il via libera alla quarta rata, l'Italia è nei tempi, ora però la corsa alle modifiche e c'è il rischio ci sia la perdita di fondi e questi fondi in modo particolare riguardano proprio il sud. Pensa qui, il rapporto Svimez dice che le opere a rischio sono per il 50% al sud, mentre Terna ed Enel chiedono semplificazioni ed iter più rapidi. La situazione diciamo economica. Poi la città di Catania, nello specifico con la Sicilia, si parla del passante ferroviario, c'è una chance di rivedere il mare. A metà ottobre ci sarà un confronto che può essere decisivo con lo sblocco delle risorse e l'aggiudicazione dell'appalto cantiere che dovrebbe prendere il via nel 2025. E fra poco il vice sindaco La Greca sarà il nostro ospite qui, gli chiederemo qualche chiarimento anche su questo. E a proposito sempre di una città, quella di Catania, sempre più sostenibile, è stato tracciato il bilancio proprio sostenibile per ambiente e sicurezza della MTS, che è la società che si occupa dei trasporti cittadini. A parlare Bellavia dice misuriamo non solo i dati economici ma anche gli aspetti sociali e umani dell'azienda. Questo è il report. Ieri c'è stata la presentazione di quella che dovrebbe essere una Catania sempre più a portata di cittadino e meno invasa dalle automobili. Dalla Sicilia siamo alla edizione di Repubblica Palermo. Vedete questo cartello che è molto eloquente, il titolo SOS Sferracavallo. Si parla delle baby gang, delle risse violente nell'estate che è già segnata anche dai divieti di balneazione e dalla crisi economica. Qui non è inquinato solo il mare, questa è la riflessione che viene fatta. Poi ancora c'è un racconto che arriva da Lampedusa, dove praticamente gli sbarchi, abbiamo sentito, sono davvero incessanti. L'avventura di Moussa, 6 anni
anni, sbarcato da solo, rincorre bolle di sapone aspettando i genitori. È arrivato da solo, a 6 anni. È arrivato da solo a 6 anni a Lampedusa. Questa è la prima pagina della edizione di Repubblica Palermo, che poi va ad approfondire proprio quello che dicevamo, cioè il reportage su Sferracavallo. C'è un SOS, la borgata è dimenticata, con le tante baby gang, le risse, le violenze che in un'estate che è stata segnata sì dall'inquinamento del mare ma anche dalla crisi economica profonda. C'è stato l'ultimo scontro sabato quando 30 ragazzi sono affrontati con le spranghe. Tutto questo perché, e i residenti adesso chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine perché è impossibile andare avanti. Lampedusa, l'hotspot, si prepara alla nuova ondata di sbarchi. Mai finita l'andata? Io dico di no, però i traghetti ed un aereo trasferiscono i migranti. Dopo il fallimento dell'accordo tra Unione Europea e Tunisia starebbe per aumentare il numero delle partenze dalle coste africane, quindi questa è la situazione. E poi la storia di questo bimbo di 6 anni che è arrivato da solo e che non fa altro che rincorrere le bolle di sapone e aspetta mamma e papà che possano arrivare su uno dei tanti barconi che attraversano il canale di Sicilia. Restiamo a Palermo, in un quartiere difficile come lo Zen, che scommette sui libri per i bambini, la fantasia come un'arma di riscatto. Domani ci sarà il Book Festival con le letture per i più piccoli. Siamo adesso alla prima pagina del giornale di Sicilia, perché il titolo è piuttosto eloquente e c'entra tutto, perché dice, a proposito dei migranti, la Sicilia resta sola. Tutto questo non è cambiato nulla, diciamo con freddezza ma con chiarezza. La Francia schiera le forze antiterrorismo, elicotteri e droni al confine per impedire gli ingressi, e dalle altre regioni italiane si alza un coro di no contro i centri di accoglienza. Questa è la situazione. E poi ancora c'è il caro voli, no? Ne abbiamo già parlato. Il governo ha cambiato il decreto, praticamente tolto il tetto a quelli che erano gli algoritmi, quindi ai prezzi più alti. Poi Napolitano, presidente emerito, si aggrava, le condizioni sono critiche, lo vedremo anche su altre pagine, non solo sulle prime ma anche sulle pagine interne. Oggi la visita di Mattarella a Siracusa con il presidente tedesco, ci sarà questo bilaterale che poi proseguirà anche nella giornata di domani. E a Caltanissetta richieste di pizza ad un imprenditore, scattato anche un arresto. Queste le indicazioni che riguardano la cronaca. E per la ragazza violentata, disposizione protetta, una deposizione protetta. L'incidente probatorio avverrà il 3 ottobre per cristallizzare le prove ed evitare ulteriori traumi per la giovanissima 19enne che ha subito questo terribile stupro di gruppo. A proposito di fatti siciliani, però la prendiamo questa notizia dal Messaggero. Pensa, il rigassificatore, l'Enel, arriva il via libera a Porto Empedocle per il rigassificatore. Noi facciamo un po' di amici così. Ok al decreto di proroga dei lavori della regione siciliana, palla adesso alla Mase per riconoscerli come investimento strategico, quindi una buona notizia in qualche modo per quella che è la nostra regione. Adesso vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. La caratteristica è quella di avere una notizia sempre che riguarda la città di Messina. Fondi per il risanamento, ponte sullo stretto. Nel comitato scientifico c'è un docente messinese. Buono, e poi questo. ancora 100 milioni stanziati dalla legge speciale si aggiungono ai 150 del programma Qualità dell'abitare. Quindi insomma per Messina ci sono fondi importanti per poter non solo avviare ma proseguire il risanamento. Ed il progetto di rigenerazione urbana è legato anche al polo dell'innovazione. Messina sono stati demoliti gli ex magazzini generali. Anche sulla Gazzetta del Sud le condizioni di Giorgio Napolitano che preoccupano, in condizioni critiche. Il 98enne presidente emerito della Repubblica ricoverato da mesi in clinica, e il quadro si sarebbe aggravato. Poi ancora, sempre dalla Gazzetta del
del Sud, siamo nelle pagine interne e si parla proprio del faccia a faccia, del bilaterale tra Mattarella e il presidente della Germania. Centro storico di Ortigia praticamente è blindato per l'incontro che svolgerà al Teatro Comunale con per l'appunto i due presidenti di Italia e della Germania. Questa per raccontare quanto avviene oggi a Siracusa. Anche qui cancellato il limite al caro voli, la patata bollente passa adesso all'antitrust. Schifani dice dopo la campagna contro Ryanair oggi incontra il patron della società irlandese Eddie Wilson. Finirà a Tarallucci e Vini. Ma sarà un incontro incandescente, immagino. Non lo siamo immaginando dopo quello che si sono detti. Dopo quello che si sono detti. Diciamo, ma sarà aperto ai giornalisti oppure no? Non lo so, qua. Vedremo. Non riesco, non ho notizie in merito. E poi c'è una notizia perché intanto si torna a parlare di quanto avviene a Lampedusa in trincea, ci sono altri barchini, 400 i profughi, ma stamattina sono arrivati ancora altri migranti, spopolamento e calo demografico, adesso la regione apre le porte ai migranti. Case e lavoro se si trasferiscono nelle zone interne della Sicilia. Questo è il progetto. Il governo di centrodestra ha presentato un progetto per rivitalizzare le aree rurali della nostra regione. Questo è, diciamo, il quadro che viene raccontato dalla Gazzetta del Sud. Mi fermo qui con le pagine regionali. D'accordo, adesso facciamo una breve pausa e poi passeremo ai quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Allora continuiamo con i quotidiani national. Stavolta siamo sui quotidiani nazionali, come dici tu, il Corriere della Sera apre con l'economia, diciamo che è tutto dedicato alla manovra perché l'effetto dei tassi, perché l'effetto dei tassi sulle risorse è davvero pesante. Per Giorgetti il rialzo ci porta via 15 miliardi, non stiamo parlando di 1.500-15 milioni, ma 15 miliardi. 15 miliardi. Poi c'è l'ansia per Napolitano, condizioni che si sono aggravate, e il titolo centrale è dedicato al tema dell'emergenza dell'immigrazione. Parigi, militari al confine, le misure antimigranti a Mentone e allarme dei governatori per i nuovi CPR che non li vogliono. E non vogliono assolutamente avere nelle loro regioni. Ci sono intanto ancora sbarchi a Lampedusa, la Meloni ai leader mondiali parla di piano globale per l'Africa. E poi intanto questa foto notizia, il cantante si separa dal marito, momenti dolorosi, il divorzio di Tiziano Ferro, ora penso ai miei figli. Questa è la fotonotizia che ha il Corriere. Poi però torniamo ai fatti di carattere internazionale, con Zelensky che parla all'ONU. Tra gli applausi, Putin ci porta alla guerra finale. Queste sono le sue parole. C'è il sostegno di Biden a Kiev, quindi conferma ancora l'appoggio a quella che è la resistenza dell'Ucraina. La prima pagina adesso della Repubblica, che vediamo immediatamente, la rivolta dei governatori. Eccola qui in primo piano, emergenza migranti, l'individuazione delle località per i nuovi centri di permanenza e rimpatrio si scontra con il muro delle regioni, no della Toscana, Gero del Veneto e anche dell'Emilia. La Meloni parla all'ONU, non saremo il campo profughi dell'Unione Europea, e la Francia si blinda. Quindi sono Toscana, Veneto, Emilia. Sono i primi, diciamo, ad essersi... Che non sono poi regioni secondarie, sono regioni importantissime. E anche qui ci sono i tormenti di Giorgetti, i tassi e il debito ci portano via la manovra, praticamente metà della manovra economica va via in tassi. E poi ancora c'è un nuovo conflitto, le bombe azere sull'enclave armena, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine vicino al palazzo del governo armeno. Questa è la situazione. Gli armeni sono un popolo condannati dalla storia, poveri, veramente. Ed è un'altra brutta zona, una brutta area diciamo geografica da tenere sotto controllo. Assolutamente. Valditara sfratta lampi dalle scuole, no al monopolio della residenza.
resistenza, si parla chiaramente di quanto verrà insegnato nelle nostre scuole e poi ci sono insomma, polemiche su quanto è avvenuto alla RAI, microfono a un Novax, a Radio 1 c'è la bufera sul fuoco, la RAI si dissocia. Quindi questo è la prima pagina della Repubblica. Siamo alla Stampa, anche qui diciamo che i temi sono pressoché identici, perché c'è l'allarme di Giorgetti, perché i mercati fanno paura e quindi ci costa troppo in termini di tasso di interesse, e migranti, la rivolta dei governatori, la Meloni intanto all'ONU, fermare le partenze, non siamo il campo profughi dell'Unione Europea, Biden e Zelensky, Putin non vuole la pace. Questo... vedi, da Zaia a De Luca, ecco i governatori, vedi? C'è anche la Campania, regioni contro... Anche De Luca, i nuovi centri per i rimpatri, l'intervista anche a Baglioni, che diciamo è legatissimo alla isola di Lampedusa, dice perdiamo tutti proprio a Lampedusa. Ha ragione. E poi anche qui c'è una fotonotizia, l'addio ad un gigante della filosofia del Novecento, cattolico e gay militante, aveva 87 Grandissimo anni. Gianni Vattimo, sì, purtroppo. La forza del perdita. pensiero, questa è la fotonotizia messa in prima pagina dalla Stampa stamattina. Siamo su Avvenire, adesso vedete Avvenire sempre delle riflessioni nei suoi titoli: difendere le democrazie, c'è l'appello all'ONU del segretario generale, Biden tutti uniti al fianco dell'Ucraina, Zelensky, Putin non si fermerà mentre il mondo discute a New York, l'Azerbaigian rilancia gli attacchi agli armeni del Nagorno e quindi, quindi la situazione... Insomma, si apre un nuovo fronte, se fronte. ce ne fosse bisogno, come dire, no? E poi a Lampedusa ripresi gli arrivi, l'Italia, ma non sono mai fermati in realtà poi gli sbarchi a Lampedusa, l'Italia vuole il blocco ma navale. questo ce l'ha solo Avvenire, però, che il blocco navale non l'avevo sentita dire ancora. Diciamo che la Meloni con Piantedosi hanno ipotizzato questa possibilità, il ministro Piantedosi più che altro. Ecco, Avvenire sintetizza in modo secco, blocco navale. Blocco navale, questo è il concetto espresso. L'Osservatore Romano lo vediamo poco, ma di tanto in tanto è bene diciamo riprenderlo, anche perché c'è una bellissima foto, notizia: la disperazione, mani tese e braccia aperte con i disperati, la storia di un bimbo di 3 anni salvato da un giovane migrante nel deserto del Sahara, è arrivato con lui a Lampedusa, una bellissima storia, quella che viene raccontata stamattina, tristissima come tutte, dall'Osservatore Romano. Adesso vediamo il Fatto Quotidiano. Non le credono neppure le regioni, per il titolo. Questa è la visione, diciamo. Zaia dice nuovi CPT, non ne so nulla, mentre Giannici mai in Toscana. Per carità. Per essere chiari in maniera proprio molto, molto diretta. Libero, dobbiamo chiudere il Mediterraneo. Questa è la frase con cui apre Libero, che è la ricetta anticlandestini. Il ministro greco Keridis parla al Libero: serve un intervento comune per bloccare tutte le rotte, le barche vanno fermate vicino alla Libia. E poi lì vuole dare ai migranti la pensione senza contributi. Questa è un'altra. A proposito di pensione, fra poco ci torneremo. Anche noi, tra poco sentiremo le proposte della CGIL sulle pensioni per i più giovani. E poi il delirio del PD, gli sbarchi sono organizzati dalla Meloni. Questa è una riflessione di Piero Senaldi che insomma azzarda in qualche modo questo pensiero. Il Manifesto, eccolo qui. Recordman, il ministro della salute Schillaci non ha rallentato la sua attività da ricercatore. Nel 2023 ha firmato una pubblicazione ogni 9 giorni. Questa evidentemente hanno studiato le mosse del nostro ministro per la salute. L'Azerbaigian attacca il Nagorno, questa è la situazione, mentre Zelensky e il clima sulla scena dell'ONU sono i temi che vengono trattati a New York. Il Giornale: chi lavora contro l'Italia, aria di tempesta perfetta, i tassi BCE rubano 15 miliardi alla manovra e lo spread cresce, Meloni punta sull'ONU, non diventeremo il campo profughi d'Europa. Ma intanto vedete, Parigi blinda le frontiere, quello
Scusi, per la Francia, sempre detto finché non vedete la scritta Italia. È molto Cioè, li rispediscono. In Italia di nuovo, siamo sul Messaggero, parlavamo di pensioni prima, no? E il Messaggero apre con le pensioni, c'è l'anticipo per le donne, uscita a 61 anni per le lavoratrici con l'APE e il ministro Giorgetti torna qui con tassi alti, persi 14 miliardi, gli statali in attesa dei rinnovi, arriva l'una tantum, bonus medio da 30 euro al mese, ma si parla anche di migranti, i nuovi centri in 2 mesi, piante dosi, blocco navale possibile, ecco qui diciamo la riflessione. Ecco la dichiarazione che io mi ero persa, quella di Piantedosi. Blocco navale è possibile. E poi ancora 2 notizie, uno sul Covid, ripartenza veloce dei contagi, il Ministero vaccini da inizio ottobre, positivi sono aumentati del 40% in una settimana e intanto siamo a Cagliari, è innocente dice il PM ma da 3 anni aspetta in carcere, i giudici di Cagliari credono al pastore in cella dal 91 ma a Roma il caso è fermo dal 2020. Una brutta storia evidentemente che avrà giustizia lumaca. Molto, ma direi di più. E poi fotonotizie stamattina perché ieri sono giocate le prime 2 gare di Champions, clamoroso davvero quello che è successo alla Lazio perché il bomber Provedel, cioè il portiere della Lazio, ha segnato contro l'Atletico Madrid al 95esimo di testa. Fantastico! E ha praticamente riacciuffato gli spagnoli, finita 1-1 la partita, la Lazio ha evitato in qualche modo la sconfitta. Non so se abbiamo tempo, sì, il tempo ce l'abbiamo, mi riferisco chiaramente al quotidiano. I soliti sabotatori rossi. Vabbè, ti pareva. Emergenza migranti, primi no al piano Meloni, Gianni, mai centri in Toscana, Bonaccini, improvvisazione, ad aprire i governatori Dem avevano negato la firma dello stato di emergenza. Sui clandestini c'è la tensione alta nell'Unione Europea, Macron schiera elicotteri 007 al confine con Ventimiglia. Ah, c'è Di Maio? Sì, Di Maio sceicco d'Arabia con un tesoretto da 1,8 milioni. E lui chiede, sai a quanto offerto rinunciato in Italia per venire qui da voi? E che no, e che no lo so. Cioè, lo sa benissimo. Perché... Lo sa benissimo. Ma questo è, diciamo che possiamo fermarci qui ora. Con una risata, anche se la situazione è tutt'altro che da ridere. Va bene, ci fermiamo qui tra pochissimo. Adesso il meteo, poi c'è il promo del nuovo programma che dovete assolutamente vedere, anche perché riguarda la cucina, e poi parleremo di Catania pedonale. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una perturbazione coinvolgerà il nord-ovest, la Toscana e parte della Sardegna con il ritorno di piogge temporali. Altrove invece cieli sereni o parzialmente nuvolosi con il basso rischio di precipitazioni. Tempo variabile sulla Sicilia nella giornata di mercoledì con cieli a tratti grigi ma senza conseguenze. La ventilazione debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie con punte che potranno andare ancora oltre i 32-33 gradi. Nel corso della giornata di giovedì ampi spazi soleggiati con qualche velatura in transito, la ventilazione a tratti sostenuta con mari da poco mossi a localmente mossi e specie al largo. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie con punte ancora di 32-33 gradi. Ma per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo. De waar is deze straat in de Vidania? Dus het boos is in de straat, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo così. Chiederò sempre nella vita perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Questo già un pochettino, così. Ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Appunto, tutti i giorni prima del TG non perdetevi il nostro nuovo programma di cucina, c'è chi la vuole cotta, alle 12.30 e alle 19, naturalmente su Antenna Sicilia. C'è un aggiornamento da Lampedusa che non fa che confermare quello che abbiamo raccontato nel corso della mattinata con Angelo Gagliano. Ci sono stati 13 sbarchi ieri sera, poi altri 171 migranti sono arrivati con 5 barchini a Cala Madonna, insomma, sostanza adesso ce ne sono di nuovo da capo 1761.
cioè quasi quante ce n'erano prima che arrivassero la von der Leyen e la Premier Meloni. 443 di loro sono minori non accompagnati, tanto per capire qual è la situazione. Tra poco comunque la Prefettura di Agrigento, che continua a occuparsi malgrado le difficoltà di questa situazione, 500 sono pronti a partire e saranno trasferiti anche questa volta a Porto Empedocle come in precedenza, esattamente come prima. Non è cambiato, diciamolo con freddezza, senza alcuna valutazione politica, non è cambiato assolutamente nulla. Diamo il benvenuto a Paolo La Greca, che è vice sindaco e assessore all'urbanistica e mobilità di Catania. Grazie per essere qua. Non la tormenterò sui migranti perché so che è un tema spinoso un po' per tutti. Invece vorrei chiederle, dopo averle fatto i complimenti a lei, al sindaco, alla giunta per la pedonalizzazione di Piazza Mazzini, come vanno le cose da quelle parti? Perché poi quando si pedonalizza i problemi sono mezzi pubblici e snodi per le macchine nelle aree intorno. Come sta andando? Sta andando bene, devo dire che ho avuto il grande piacere di vedere dei manifesti messi nei negozi di Via Garibaldi con scritto grazie, quindi c'è stata una piena comprensione che normalmente accade fisiologicamente dopo un certo tempo, invece è stato già apprezzato perché non vi è nessun'area pedonale, nessun commerciante che sta in un'area pedonale che mai vuole tornare indietro una volta che la pedonalizzazione avviene. Si migliora la qualità della città, si migliora la qualità della vita, si migliorano. Certo ci sono delle piccole difficoltà legate ad un modo diverso di interpretare, per esempio poter portare la spesa, per esempio poter accedere con facilità al proprio posto di lavoro piuttosto che a casa, però dobbiamo ricordare che in città si cammina. Ecco, il dato fondamentale di tutte le grandi città europee è l'idea che camminare è una parte fondamentale del trasporto, alternandola ad un ciclo eco-friendly, potremmo dire, di sistemi di trasporto pubblico di massa, eliminando, riducendo di molto l'auto privata, che a Catania, come sapete, è in Italia la città che assieme a Roma ha il triste primato del maggior numero di automobili. E il dottor Cuzza ride naturalmente perché essendo vissuto a Roma conosce bene la dimensione. Sì, ma sono necessari però, mi scusi sindaco, i mezzi pubblici. Assolutamente, migliorare i mezzi pubblici. Dire biciclette, ora poi i monopattini diventerà pure più complicato. Comunque. E soprattutto, come diceva bene lei, il problema dei parcheggi. Cioè immaginare di poter pedonalizzare senza una seria alternativa non è possibile. La MTS sta già realizzando un aumento dei posti auto a Piazza Borsellino. Abbiamo in corso l'individuazione di aree limitrofe, soprattutto a Piazza Duomo, nella parte sud-ovest, per individuare delle aree di parcheggio, ed è una priorità assoluta, perché questo deve necessariamente essere affiancato al tema della pedonalizzazione. Volevo chiederle, conferma che sarà pedonalizzata Piazza Federico di Svevia con il Castello Ursino? Siamo una zona gloriosa, ulteriormente gloriosa. Allora, dicevo l'altro giorno che evidentemente l'amministrazione Trentino è un'amministrazione che in questi 100 giorni, non dico niente di nuovo, sta lavorando veramente ventre a terra, come avete visto. Però è chiaro che questo non è una cosa che è nata il 16 di giugno di quest'anno, è un'operazione che viene da lontano. Devo dire che la precedente amministrazione, anche la Commissione Mobilità, aveva molto lavorato in questa direzione, quindi sono dei frutti che stiamo raccogliendo di un percorso lento, necessario, perché bisogna coinvolgere, parlare molto, capire le esigenze di tutti. Castellursino è un'altra di queste operazioni che vengono da lontano, sulle quali stiamo lavorando, naturalmente una volta che avremo chiuso questo ciclo di condizioni al contorno alle quali mi riferivo. E che periodo prevede? Si può già accennare a una data? Speriamo presto. Speriamo presto, lo speriamo anche noi. Lei non è responsabile dei mezzi pubblici, abbiamo avuto recentemente il Presidente, però le girerei qualche domanda, certo, che i nostri ascoltatori, quando hanno sentito che ci sarebbe stato il vice sindaco, si sono affrettati a fare. La prima è questa, dice: perché in diversi punti della città, questa è abbastanza semplice, aspettare un bus a MTS è un'avventura, a volte non vengono nemmeno rispettati gli orari delle paline. Semplicemente perché il numero dei mezzi circolanti è assolutamente insufficiente in relazione alle domande. Questo perché? Non perché in questo momento abbiamo pochi mezzi, anzi mezzi ce ne sono molti e soprattutto sono mezzi nuovi, anche i nuovi autobus elettrici che sono appena arrivati saranno presentati fra qualche
qualche giorno. Il tema è naturalmente adeguare il personale viaggiante, il personale che in questo momento guida gli autobus, che purtroppo, ed è un grande dramma del Comune di Catania e di tutte le sue partecipate, sicuramente sottodimensionato. Cioè c'è meno personale rispetto ai mezzi o Sì, contrario? abbiamo più mezzi e meno personale. Più mezzi Ma- e meno personale. Ma naturalmente il tema, fra l'altro fondamentale, è quello di creare le condizioni per cui il mezzo pubblico possa essere prioritario rispetto al mezzo privato. Quanto incide il traffico sul ritardo? Perché Moltissimo. L'esempio più classico è col famoso BRT1 che dal parcheggio nord di Catania, nella zona di Due Obelischi, scende fino a Piazza Stesicoro. Questo, che in prevalenza si muove su una corsia protetta, evidentemente riesce ad essere assolutamente puntuale, pur se a causa appunto lo stiamo adesso rincrementando, l'MTS lo farà subito perché avrà i nuovi mezzi, però c'era stato un leggero decremento in quanto c'erano meno mezzi in linea, ma quello riesce ad essere puntuale, lo sanno tutti. Creare le condizioni appunto di sede protetta, Bus Rapid Transit sta per BRT, è una condizione importante. Naturalmente quella che segue domanda è assolutamente in linea, perché cioè, quest'estate andavo con gli autobus alla playa, super affollati, sembravano mezzi pollaio. Non sarebbe stato opportuno aggiungere altri bus? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema è che naturalmente quando se ne mettono sulle linee bisogna sottrarre d'altra e quindi l'altro cittadino si sarebbe lamentato perché avrebbe aspettato un'ora. Però il problema è serio, ed è un problema serio in quanto, ripeto, qualsiasi azione sull'accessibilità, sulla mobilità in una città deve essere vista in una chiave complessiva, dove il trasporto pubblico di massa ha un ruolo fondamentale. Noi a Catania siamo l'unica città da Napoli in giù ad avere una linea di metropolitana, questo è un dato estremamente importante. È già appaltata la linea da Stesicoro completamente, nel senso che saranno fatte le stazioni che ancora non ci sono fino all'aeroporto, è già appaltata con i lavori che stanno per iniziare fra Fontana, Mister Bianco, Paternò, quindi dico, si tratta di un sistema di trasporto eccezionale, ed è chiaro che più la metropolitana entra in funzione, più il sistema degli autobus sarà centrato su queste stazioni. Penso per esempio a Librino. A questo proposito, scusi l'interruzione, oggi sui giornali c'è, ne accennava un momento fa Angelo, il passante ferroviario, 900 milioni attesi, con una stazione della metropolitana che ci fa sognare, diciamo, che quasi Duomo sarebbe. No, è Duomo. L'idea è proprio vicino a Piazza Villa Pacini, quindi di fatto attraversando Villa Pacini si entra da Porto Zedda e si entra a Piazza Ma arrivano Duomo. i soldi per farlo? I soldi, devo dire che il sindaco trentino ha fatto di questa una delle sue battaglie iniziali e lo sta conducendo con estrema solerzia. Abbiamo già incontrato i vertici di Ferrovie dello Stato, avremo un altro incontro importante in ottobre. Le condizioni ci sono, perché questo progetto del famoso passante di Catania sta nella linea Messina-Catania-Palermo, che è la dorsale ferroviaria della Sicilia. In assenza di questo piccolo spinotto che appunto va da Piazza Europa ad Acquicella, di fatto questa linea è inesistente. Devo essere molto chiaro su questo. I treni attuali che potranno passare l'alta capacità sulla parte da Messina a Catania e poi da Dittaino a Palermo non passano nella galleria attuale del Castello Ursino. Per cui voi immaginate che cosa significherebbe. Significherebbe fare una linea che non funzioni. È messa nelle priorità. Acquicella, come sapete, il cantiere è già partito, rimane soltanto questo tratto appunto fra Acquicella e Stazione Centrale. E quindi sarà interrato? Sarà interrato, sarà di fatto... Un po' come a Bologna, no? Perfettamente, esattamente. Il Bologna è il riferimento, perché da Piazza Europa il treno non sale più come fa adesso, la stazione centrale esistente avrà il treno con un piano del ferro più basso, da lì continua a procedere passando davanti l'attuale stazione della dogana al porto, quindi occupando di fatto una trentina di metri dallo specchio acqueo, e va giù verso... Ma questo consente anche, vediamo se ho capito bene, la seconda pista o la pista più lunga? Assolutamente, quello è già, Acquicella è Rossa. già in corso, quindi l'interramento già consentirà questo, ma questo consente una cosa importante, mi lasci dire, consente che da Giarre a Cireale fino a Catania potremo avere un'altra linea di metropolitana, perché con un doppio binario completo potremo avere dei treni con frequenza 15 minuti, e il sindaco ha già preso contatti con la regione, anche questo in maniera molto seria, per poter migliorare il contratto di servizio e quindi avere fin da subito questi treni a 15 minuti. Significa una rivoluzione vera nel sistema di trasporto. Vice Sindaco, lei ci fa sognare. No, però. no, stiamo lavorando per questo. Stia bene attento, perché la seguiremo. E vi aggiorneremo. La seguiremo passo dopo passo. A metà ottobre saremo a Roma parte e lo vi scherzo, diremo. complimenti, buon lavoro.
ci saluti anche il sindaco Zanantino, che l'altro giorno si è arrabbiato, forse anche con noi, ha detto: io sono stanco di quelli che continuano a dire a Catania non funziona questo, non funziona quello, e allora io ho detto, beh, noi siamo i primi ma a guardi dire che le cosa confesso non funziona, che è il nostro mestiere. Il sindaco non ama che questa continua dobbiamo Però farlo il nostro mestiere per è informazione, questo, perché preferisce farci lavorare veramente ventre a terra. Bene. Anche perché costruire politiche pubbliche non significa partecipare a conferenze, significa dare dei risultati. Un assessore non vale per quello che va dicendo, ma per quello che concretamente fa. Punti di vista ottimo, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, e grazie a di voi, nuovo buon lavoro. tanti saluti al sindaco, buon lavoro anche a lui. Grazie. Allora facciamo una breve pausa, poi parleremo di pensioni per i più giovani. La preoccupazione è: ci saranno i soldi? Allora si sta pensando a qualcosa proprio per i millennials. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, l'Anima Barocca. L'Anima Barocca è una mostra che ci sarà allo spazio eventi di Cefalù da venerdì fino al 29, eccola qua, e abbiamo due ospiti con noi: Antonella Filangeri, che è curatrice della mostra, buongiorno e benvenuta, e Antonietta, ecco, va bene, chiedo scusa. E Alessandra Compagno, organizzatrice di eventi culturali del Bastione di Cefalù. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, questa mostra, leggo nella scheda di presentazione, non vuole mostrare le canoniche teste di moro siciliane, che peraltro sono bellissime, ma invece appunto esporre l'anima barocca del vecchio stile dell'argilla. Che vuol dire? Ce ne parla Antonietta? Sì, allora il discorso è uno. Questo è quando diciamo che tutta la mia esperienza con l'argilla, che risale al 1987, un po' così per gioco, sebbene io abbia fatto la scuola d'arte e sono comunque un architetto, è un gioco che nasce perché la creta è un materiale duttile che consente di accedere alle porte sconosciute della creatività, che va oltre l'ordinario, per l'appunto. Diciamo che noi siciliani siamo abituati ad avere sotto gli occhi ogni giorno tanta roba, e di conseguenza anche tutte queste espressioni particolari che il barocco ci indica. Quindi l'argilla è un materiale abbastanza duttile, e quando diciamo si è nella fase della lavorazione inizia così un viaggio onirico che sfida molte volte la statica e si trascina dentro l'anima. E così escono ed emergono questi volti conturbanti che esprimono spesso sentimenti contrapposti. Eccoli qua, ne stiamo vedendo un paio, guardi insieme a noi. Queste sono le immagini della mostra tenuta a Palermo presso Spazio Sintesi da una mia amica collega artista e architetto, con le quali condividiamo la bellezza dell'arte, abbiamo altri progetti insieme. Quindi questi volti sono dei volti conturbanti che esprimono degli schemi contrapposti. Ogni giorno assistiamo al mistero del bello e del buono che si contrappone al cattivo e al malo. Credo di essere l'unica persona, che trattando teste, lavorando le teste, affronta il tema del Giano bifronte, e quindi di queste facce che sono speculari, contrapposte. Qua ne vediamo alcune piccoline, ma ci sono quelle a tutto tondo. Non so se voi avete nel repertorio delle immagini che possano ruotare e fare comprendere meglio. E quindi queste sono dei giochi spaziali, come dicevo poco fa, sfidano non solo la statica,
ma anche l'immaginario e l'onirico, perché all'inizio non so neanche io chi è, che cosa sto facendo, poi a un certo punto è lo stesso personaggio che esce fuori, per cui nascono eventi e nascono tante altre cose. Di quello parliamo dopo. Adesso vorrei sentire Alessandra Compagno, che è l'organizzatrice degli eventi appunto a Bastione di Cefalù, che è un po', questa non è nello stile delle vostre presentazioni, questa mostra che si apre venerdì, è giusto? Assolutamente sì, sì. Questa in realtà è la prima mostra di ceramica che ospitiamo nei nostri spazi eventi. Noi cerchiamo di promuovere particolarmente artisti siciliani conosciuti e anche non tanto conosciuti. Il Bastione è un centro polivalente con all'interno diversi spazi come spazi eventi, un caffè letterario, una sala lettura, un museo digitale, quindi c'è tanto all'interno del Bastione. Ma le teste di Antonietta non l'hanno impressionata un pochino quando le ha viste all'inizio, oppure le ha subito accolte con grande favore? No, assolutamente, anzi mi hanno colpito molto e ho ritenuto insomma che potesse essere affine insomma ai miei artisti, agli artisti che scelgo all'interno insomma delle nostre mostre, per le nostre mostre e per i nostri eventi. Certo, poi a me un po' il gusto del brutto, fra virgolette ovviamente, mi piace tanto, è un aspetto che comunque mi colpisce molto. Sì, colpisce tutti effettivamente, anche noi che l'abbiamo visto quasi per la prima volta. Lei aveva un laboratorio, Alessandra, a Tusa, che è nel Messinese invece. Antonino. Anche lì avete... Sì. Prego. Non avevo io il laboratorio. Sì, Antonietta. La storia io la chiamerei la storia della stalla, nel senso che io sono una palermitana doc, ho 57 anni e 50, li ho trascorsi anche 52 nella mia città, Palermo. Dopodiché ho deciso di lasciare la città e trasferirmi nella terra di origine della mia famiglia, qui a Tusa, dove vivo in un posto magico, dove i miei occhi si saturano di bellezza paesaggistica e storica. La stalla è quel luogo che io ho acquistato recentemente, che giace nel centro storico di Tusa Montagna e che io ho trasformato in un luogo che è il luogo del mio lavoro, che è il luogo dei miei divertimenti, perché la stalla si trasforma sono 26 metri quadrati, è piccola. Però là è il luogo delle espressioni. Diciamo che le mie teste nascono lì, nei momenti di convivialità con gli amici, nell'ambito delle feste dove ci scateniamo, poi quando inizia l'inverno si smonta tutto e ritorna a essere laboratorio. E quindi la stalla è per questo, mi scusi, la interrompo, è per questo che lei non ama definirsi artista. Allora cos'è? Che significa allora? Si chiama, da architetto le dico, si chiama riqualificazione urbana dal punto di vista non soltanto del recupero architettonico, ma anche dal recupero del senso e degli antichi mestieri, perché tutti questi piccoli centri che si vanno spegnendo perché le persone vanno via attirati dalle metropoli pensando di trovare del lavoro, in realtà si vanno a chiudere in delle gabbie con delle maglie ortogonali fatte di schemi e di sistemi che alla fine soffocano quelle che sono realmente le tendenze e le nostre antropologie culturali, per cui ritengo che questa è proprio una goccia nel deserto, nel mare, di non solo parlare di recupero, ma farlo, agire con i fatti. È un bellissimo esempio, ci complimentiamo con lei e con la sua compagna di lavoro. Ricordo da venerdì fino alla 29 Spazio Eventi Bastioni di Cefalù, l'anima barocca. Complimenti a entrambe, grazie per essere state con noi. Ci fermiamo per poco e tra poco parleremo invece di pensioni per i più giovani, i millennials. Buongiorno Sicilia, state con noi.
Buongiorno Sicilia, parliamo di pensioni per i più giovani, per i millennials, già se ne occupano, cercano di prevedere e provvedere i sindacati. Abbiamo Giuseppina Rotella che è segretaria generale dello SPI CGIL di Catania. Allora, voi avete una proposta che in parte coincide con quella del governo. Il governo per i più giovani vorrebbe sommare la pensione e rendita privata. La pensione diciamo così statale per andare già in pensione a 64 anni, però a 64 anni con i contributi che si assommano la pensione sarebbe troppo bassa. Si potrebbe integrare come? Allora, la proposta che ha fatto il governo è quello di andare in pensione a 64 anni sommando la previdenza integrativa con quella obbligatoria. Questo naturalmente a condizione che ci sia un lavoro piuttosto ben remunerato e si riesca a raggiungere quel requisito stabilito dalla Fornero che è di 2,8 l'assegno sociale, perché l'importo complessivo è questo. Nella proposta del governo si pensa che se un giovane riesce ad raggiungere 1.100 euro e 300 li raggiunge con la previdenza integrativa può andare in pensione a 64 anni. Vi è un piccolo problema che è quello che i lavori per i giovani sono piuttosto discontinui e precari, quindi già questo rende difficile il raggiungimento di questo obiettivo. Noi invece diciamo che per i giovani la proposta della CGIL è quella della pensione contributiva di garanzia, cioè riuscire a coprire i periodi di inattività, come per esempio il periodo universitario che oggi è a pagamento e costa anche parecchio riuscire a riscattare questi contributi, o periodi di stage, periodi di corsi formativi, dando così la possibilità ai giovani di poter andare in pensione più in là. La proposta che fa la CGIL è anche quella di dare la possibilità di andare in pensione a 62 anni 62? Con delle penalizzazioni, avviene anche in altri stati europei, avviene in Germania, avviene in Francia. Poi c'è anche la possibilità di andare in pensione, oltre che con i 62 anni, con la pensione di anzianità, cioè con avendo avuto una carriera lavorativa piuttosto continua. Attualmente si va in pensione con 42 anni e 10 mesi. Le donne ci vanno con 41 anni e 10 mesi. La proposta della CGIL è quella di andare in pensione tutti quelli che hanno la fortuna di arrivare a 41 anni e di appunto andare in pensione a 41 anni. Il problema principale rimane comunque quello di coloro i quali vengono espulsi dal mondo del lavoro in un'età che ormai viene ritenuta per i datori di lavoro avanzata oltre i 50 anni e che rimangono in un limbo in questo periodo in cui non riescono né a trovare lavoro né ad andare in pensione. E come si fa? E lì si fa per esempio che bisognerebbe introdurre anche nuovi metodi per l'accesso alla pensione con i lavori usuranti e il lavoro notturno per esempio, perché un edile come fa a stare su un'impalcatura a 60 anni? E anche questo, un insegnante di scuola elementare con 20 bambini, come fa? Voglio dire, c'è anche un problema legato all'età e al lavoro che si svolge, quindi bisognerebbe anche prevedere la possibilità dell'uscita, dell'andare in quiescenza in base ai lavori che si svolgono naturalmente. Il governo ha, diciamo, su questo non ha dato alcuna risposta. C'è poi il problema che riguarda
le donne. Le donne sono coloro i quali che hanno una vita lavorativa più discontinua rispetto agli uomini, sono quelle che si fanno carico del lavoro di cura, quindi anche il riconoscimento del lavoro di cura alle donne aiuterebbe le donne, proprio le donne ad accumulare dei contributi e poter andare in pensione, cosa che attualmente avviene poco, perché sappiamo benissimo che i livelli occupazionali sono bassissimi, soprattutto in Sicilia per le donne. La stragrande maggioranza delle pensionate, perché oltre il 50% dei pensionati e donne, sono quelle che hanno bassi redditi o che prendono la pensione di reversibilità, che sappiamo benissimo essere il 60% della pensione originaria, quindi sono quelli i più fragili, ecco, del nostro sistema pensionistico e sociale, sicuramente sono le donne, quindi anche lì bisogna fare degli interventi. Quindi parlare di 64 anni, di andare in pensione a 64 anni, cumulando la previdenza integrativa a quella obbligatoria, ci sembra utopistico, proprio perché in ogni caso bisogna aver raggiunto quel limite, e quel limite nelle condizioni attuali è piuttosto difficile che si riesca a Parliamo in raggiungere. generale adesso della situazione del lavoro in Sicilia. Lei già l'ha accennato, non è delle più rosee, lo sappiamo. Assolutamente ma no. stiamo andando in meglio o in peggio? Com'è la situazione? No, il lavoro diventa sempre più precario. Ed è parcellizzato, assolutamente no, soprattutto per le donne è un problema, perché anche quando si trovano dei lavori, si trovano lavori precari, ma soprattutto pagati molto poco tutelati. Voi avete delle proposte, avete dei tavoli di dialogo con anche gli enti locali, con la regione? Sì, noi abbiamo degli interlocutori che sono le istituzioni, però anche le istituzioni non ci ricevono facilmente. Noi abbiamo, per esempio, con gli enti locali abbiamo come sia CGIL, CISL, UIL, pensionati e Confederazione, abbiamo più volte fatto richieste di incontro con le amministrazioni locali proprio per parlare di quelli che sono le tematiche dei più fragili, dei più deboli, ma purtroppo accade spesso che rimangono inascoltate le nostre richieste. E voi come sindacati dei pensionati sarete il 9 a Roma alla manifestazione? Il 7 di ottobre. Il 7 di ottobre saremo sicuramente, certamente siamo a Per Roma. chiedere cosa? Per la via ME, intanto per il rispetto della Costituzione, poi per richiedere una sanità per tutti, una sanità universale che non si può più tollerare quello che sta accadendo, perché le lunghe liste di attesa, il fatto che gli ospedali sono ormai spopolati dal personale medico e paramedico, non offre più l'assistenza che dovrebbe essere offerta, perché il diritto alla salute è un diritto universale. E poi andremo a chiedere lavoro per i giovani, ma lavoro che non può essere lavoro e basta, deve essere un lavoro che sia un lavoro tutelato, che sia un lavoro retribuito, perché non è vero che i giovani non vogliono lavorare, i giovani vogliono lavorare, ma è giusto che vengano retribuiti per l'attività che fanno. Questo che sto per dirle è ormai un mantra che ripetiamo praticamente con chiunque. Negli ultimi 10 anni sono 200.000 i giovani e non giovani ormai che hanno lasciato la Sicilia. Esattamente, e questi giovani sono i giovani più specializzati, quelli che hanno un livello non come una volta che partivano con la valigia di cartone, ma sono giovani che partono invece con un titolo di studio importante, partono con dei master, partono e poi non tornano, perché lì trovano quello che l'Italia, quello che il nostro paese, soprattutto la Sicilia, non riesce ad offrire. Quindi in prevalenza vanno all'estero poi? Certamente, vanno all'estero, ormai anche al nord esiste lo stesso problema. Anche da non Milano è più... vanno via. Sì, anche quelli del nord di Milano vanno via, anche se
le università, e poi ci sono tantissimi ragazzi del sud della Sicilia che emigrano anche per andare nelle università del nord e poi prendere specializzazione all'estero, e questo è un gran problema per la Sicilia, perché stiamo perdendo non solo i cervelli, ma stiamo perdendo un pezzo di popolazione importante. Certo, anche perché fatichiamo a fare figli, a far crescere, diventiamo più anziani. Certo, le aree interne del nostro paese si stanno spopolando. Proprio oggi la CGIL Sicilia ha promosso un'iniziativa a Troina proprio sulle aree interne che vanno spopolandosi. Quindi l'ultima domanda che le faccio è: la prima cosa per la quale è necessario battersi per i millennials più giovani, ma più in generale per la popolazione siciliana? Diciamo. Allora il lavoro, al primo posto essenzialmente il lavoro, creare opportunità di lavoro, ma lavoro stabile e retribuito, che riesca a gratificare chi lo fa da tutti i punti di vista, e poi la tutela della salute senz'altro. Perché così non va bene il fatto che ancora oggi, nonostante la carenza di medici che abbiamo potuto sperimentare anche durante il periodo del lockdown, e nonostante tutto ciò, ancora oggi la Università di Medicina e delle professioni sanitarie sono a numero chiuso, cioè è un gran bel problema. Ci fermiamo qui e non affrontiamo il problema degli incidenti sul lavoro, che è un'altra piaga terrificante di cui noi parliamo purtroppo quasi tutti i giorni, magari lo faremo una volta successiva. Intanto grazie per essere stata con noi, Giuseppina Rotella, segretario generale dello SPCGIL di Catania, con la proposta per i più giovani, per la pensione dei millennials. Ci ha ricordato la manifestazione di Roma del 7 di ottobre, ma è unitaria o è solo della... No, è solo CGIL. Solo CGIL. Come mai non avete raggiunto? Perché in questo momento la CISL non è con noi, e la UIL, con cui abbiamo fatto un bel percorso insieme, in questa manifestazione non ci ha seguito. Bocca al lupo comunque. In ogni caso. Grazie per essere stata con noi. Facciamo una pausa con i sorrisi di Insieme. State con noi, buongiorno Sicilia. Il presepe, la nascita del bambinello. Martino, per favore. E c'erano i 4 re magi che sono arrivati. Martino, per favore. Già stiamo cominciando male, perché i re magi non sono 4 ma sono 3. Non erano 4. I re magi sono sempre stati 3: Gaspare, Baldassarre e Melchiorre. Erano 4 che sono andati al bambinello per portarci il regalo. No, hanno portato i doni. I doni. Ed erano 4. Ed erano 3, Martino. 4, come infatti il primo, che gli ha portato il primo come dono. Il primo ha portato l'oro. La voce c'è. L'oro. Ha portato l'oro! L'oro, gli altri 3 ci ha portato. Ha portato l'oro! 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 L' oro! L'Avutri! L' Avutri 3! E quando sono arrivati dal bambinello, il primo dice: perché erano 4? Perché il primo dice: ma ci devo andare solo, mi secca, e si portò a suo cugino Vincenzo. A suo cugino Vincenzo? Sì. Ma quale Vincenzo? Vincenzo. Martì si è portato l'Incenso. Vabbè, suo cugino era toscano. L'Incenso, su via, vieni con me se ti faccio vedere. Ma quale toscano? Suo cugino. Martino, l'Incenso. Che cos'è l'Incenso? Suo cugino. No, l'Incenso è il fumo. Vincenzo si faceva le canne. Ma quale canne? Ecco perché un bambinello mi sa così. Ora l'ho capito. Martino. Il fumo, qual è il fumo? Martino, il fumo è il fumo dell'incenso. L'incenso ha un fumo purificatore. Vincenzo, l'altro dice: guarda, siccome c'è un battesimo, ci dobbiamo andare a mani vuote. Un battesimo? Ci battiamo piccinino. Ma se Gesù si battezza a 33 anni? Non trovavano una chiesa per battezzare. Martì, ancora in chiesa la viene a fare. Comunque l'altro dice: io magari che facciamo? E ha portato una cassetta di birra. Una cassetta di birra. Ha portato la mirra.
la mirra. Ma tu sai che cos'è la mirra? La mirra che cos'è? La mirra è un unguento. La mirra è un unguento. E mi sta parlando di unguento. Marti, per favore, la birra è per favore! Oh, siamo in chiesa, per favore! La birra è un unguento! Cosa si fa dell'unguento? Si spalma nel corpo dei cadaveri, dei morti! No! Ma mi chiamano un unguento? E poi, mentre che le remagge potevano essere... remagge? Anziché le remagge, erano remagge, il presepio non l'avessero fatto. Ma intanto non esistono le remagge. Cioè, supponiamo, noi suppostiamo che erano le remagge. Suppostiamo. Esatto. Allora, se erano le remagge, sai che il presepio non si Cioè, faceva? tu parli dei remaggi donne? Donne, non si faceva. Ma perché non si faceva? Perché la prima arrivava, guardava la grotta e faceva Maria. Ma si tiene così una casa con piccini di rinza, la prima. La seconda avessi detto, se ci invitano a mangiare io non ci mangio. Ma perché? Perché c'erano là in male, rinza a casa. Ma quelli sono il bue e l'asinello. Esatto. E la terza andò a guardare il bambino, lo guarda e ci fa, guarda pure a San Giuseppe che c'era quello con la barba. Il padre. Lo guarda e ci fa, non ci assomiglia per niente. Ma il Martino, ma lo capisci quello che stai dicendo? Vabbè. Domani alle 21:30 da non perdere. Adesso vediamo cosa dicono le stelle e con chi ce l'ha il nostro Marco Amato. Marco, ci sei? Ci sono, buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, ma che bella camicetta. Ben ritrovato Angelo, ciao. Grazie, buongiorno. Ecco, bella camicetta e bellissima tazzina, come sempre. Sì, la tazzina è un preziosismo cinesizzante oggi. Caspita, complimenti. Oggi di chi prendiamo di mira bonariamente, naturalmente? Allora, oggi lo sguardo delle stelle si posa su Tim Cook. Ho molto nutrito interesse per questo personaggio. Oggi peraltro Luna è Scorpione e il soggetto è proprio lo Scorpione. Chi è questo signore? Ecco, vedete, il top manager per eccellenza degli Stati Uniti, è l'amministratore delegato della Apple, ma anche un seggio in sala d'amministrazione per Nike, è un genio della finanza. Uno dei lati dello Scorpione che si sottovaluta sempre è il fatto che è il segno dell'alta finanza, fiuto per gli affari, grande creatività. Scorpione, segno di creatività. Ecco, vedete, le idee innovative, l'ottimizzazione dei costi che ha saputo portare questo signore all'interno delle aziende è stata mirabile in tutto il mondo, ma non solo, egli è anche un filantropo e quindi indice opere di beneficenza per cui multinazionali assolutamente miliardarie hanno un fatturato una cui parte viene devoluta assolutamente per volontà sua a beneficenza rispetto a persone bisognose per categoria. È anche uno strenuo difensore dei diritti LGBT, ha anche dichiarato il suo orientamento, ma quello che mi ha colpito più di ogni altra cosa è che quando Jobs aveva nella fase terminale della sua malattia aveva bisogno di un trapianto, si è offerto persino di donare parte del suo fegato. Ecco, è un personaggio assolutamente affascinante, dalla mente quasi onirica, e mi è piaciuto molto inquadrarlo sotto un'area zodiacale proprio perché rispetta pienamente il suo segno zodiacale. Tutti i segni d'acqua hanno a che fare con la protezione, con l'empatia e col sentimento, ma soprattutto lo Scorpione riesce a muovere capitali e a muovere delle forze anche sotterranee, economiche, anche occulte a volte, che hanno una capacità salvifica non indifferente. Proprio oggi Luna in Scorpione, ecco, è una luna assolutamente viscerale, ma non parla solo di passione, parla anche di un aggiustamento per creare delle direzioni in questo periodo settembrino che possono avere delle valenze economiche di recupero non indifferenti. Ottimo per i pesci redivivi che godono di un trigono che dà di nuovo loro energia e forza combattiva. Per il Cancro assolutamente consono alla creazione
fine di nuovi amori, sentimenti e nuove aree lavorative. Lo Scorpione, per carità, è protagonista della giornata con un sentimento creativo più spiccato del solito. Bene anche per il Terra, tranne che per il Toro in opposizione. Capricorno porta benissimo per gli affari, soprattutto se sono consigliati da un amico, mentre invece la Vergine trova finalmente quelle soluzioni che lo fanno respirare un po' più nervosi gli Aria. I Gemelli sono alquanto nervosi, le Bilancia devono invece concretizzare il loro operato. L'Acquario ha una luna di quadratura e una luna abbastanza nemica, per cui l'Acquario oggi andrà di fretta e nervosamente. Il Fuoco non è congeniale al loro elemento, per cui Ariete un po' indifferente, pensa di essere solo nel suo interloquire in amore. Il Leone assolutamente vede nemici ovunque oggi, mentre il Sagittario è più emotivo del solito e cerca dentro di sé alcune verità. Buona luna e Scorpione a tutti oggi e buongiorno Sicilia. Grazie Marco Amato, ci ritroveremo domani. Angelo, abbiamo qualche notizia? Sì, c'è una notizia, guarda, prima parlavamo di lavoro nel precedente segmento, perché c'è un fenomeno che stamattina viene attenzionato da Repubblica: quelli che mollano tutto, ma prima di cambiare vita provare bene la nuova è fondamentale. Stress, poco tempo libero, paghe troppo basse. In Europa gli italiani sono i meno soddisfatti del proprio impiego. Una piccola guida per chi cerca una svolta. E diciamo che soltanto il 7% dei lavoratori in Italia si dichiara felice. Il 46% ha lasciato il lavoro o ha intenzione di farlo, il 77% tra gli under 27 ha lasciato il lavoro o ha intenzione di farlo. Questo, diciamo, è uno spaccato di quella che è la nostra età. E questi hanno il lavoro, pensiamo, come stiamo parlando di quelli che fa, hanno il lavoro, a tutti quelli che non hanno il lavoro. Grazie Angelo, adesso ti faccio sapere che il 20 settembre del 1519, con il sostegno di Carlo V di Spagna, Magellano si lancia all'esplorazione, eccolo qua, delle isole delle Spezie. Dei 237 uomini partiti, solo 18 rientrano in patria, ma con loro la prova eclatante che la Terra è rotonda. Allora, io mi sposto un po' in avanti, siamo al 20 settembre del 1870 e le truppe del Regno d'Italia, guidate dal generale Cadorna, dopo 5 ore di fuoco, aprirono una breccia nelle mura di Roma vicino a Porta Pia. I bersaglieri irrompono gridando "Viva l'Italia" e la bandiera bianca sventola su San Pietro, segnando così la fine del potere temporale dei papi. Il primo film proiettato in Italia, 20 settembre 1905, guardate, è questo qua, La presa di Roma di Filoteo Alberini. Pellicola lunga 250 metri contro i tradizionali 60 e costava 500 lire. Ancora, il 20 settembre del 1934 nasce l'icona del cinema italiano, ecco, la splendida, splendente Sofia Loren, romana di nascita. Il suo talento è stato plasmato da maestri come De Sica, che l'ha diretta nell'Oro di Napoli, ma è con La Ciociara che Sofia si consacra, portando a casa l'Oscar come miglior attrice nel 62. Siamo al 20 settembre 1948, nasce George Martin, l'autore dietro il fenomeno mondiale del Trono di Spade. Martin ha conquistato milioni di lettori con la sua epopea fantasy che mescola la storia, la magia e anche gli intrighi. 10 anni dopo, 1958, sempre chiaramente il 20 settembre, in Italia entra in vigore la legge Merlin. La senatrice, partigiana insegnante, fu la prima firmataria del testo. La legge, che prese il suo nome, impose poi la chiusura delle case di tolleranza in Italia. L'obiettivo era quello di fermare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Il 20 settembre del 1977, per la prima volta l'anno scolastico comincia a settembre. La vecchia abitudine di portare i figli a scuola il 1° ottobre viene stravolta in nome di una maggiore efficienza dell'apparato educativo, come si desume da questa bellissima foto. E poi, 2 anni dopo, il 20 settembre del 79, il manager di origine italiana Lee Iacocca è stato eletto presidente della Chrysler. Ha un compito arduo: salvare l'azienda dal fallimento, e lui ci riesce, e pensate come, inventando nuovi modelli, nuove strategie, fra queste le prime monovolume.
20 settembre 1997 nasce ufficialmente MTV con un lungo speciale dedicato al concerto evento dell'anno, lo show degli U2 davanti a 150.000 spettatori all'aeroporto di Reggio Emilia. Grandioso. Infine, il 20 settembre celebriamo due icone della musica italiana. Mia Martini, voce raffinata, intensa, interprete di brani indimenticabili, veramente bellissimi, Minuetto, Almeno tu nell'universo, ha conquistato un sacco di riconoscimenti, Targa Tenco, premio della critica a Sanremo, e poi dopo la scomparsa si chiama adesso premio Mia Martini. E sempre il 20 settembre ma del 1950 è nata la sorella Loredana Bertè, artista dal carisma unico. La ricordiamo con una performance memorabile di Sanremo nel 93, Stiamo come stiamo, e noi con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata, vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia, stiamo come stiamo. A domani. Stiamo come stiamo, mezzanotte nella mano, e quando il cielo è tanto, slacciati i pensieri, dura, finché dura questa eternità. Stiamo come stiamo, usati di seconda mano, nel cuore un buio totale, l'unico innocente che sorride e fa i miracoli che fa. Lega questa sera i tuoi bottoni della giacca, ci pensi ancora